Allora, la vongola è sostanzialmente un mollusco bivalve, quindi un mollusco, un animale dal corpo molle, bivalve perché è protetto dalle due valve calcaree che tutti conosciamo quando magari mangiamo una vongola, una cozza, un'ostrica. E tutti i molluschi bivalvi sono strutturati allo stesso modo. C'è un corpo molle. Non si riconosce molto del corpo perché è diciamo abbastanza informe all'interno il sacco dei visceri, ma si riconoscono due strutture che probabilmente tutti abbiamo visto. Per quanto riguarda la vongola in particolare sono i sifoni, sono due tubicini, uno viene utilizzato per portare dentro l'acqua e l'altro per espellerla. L'altra struttura che si riconosce è il piede, è una struttura muscolare che permette all'animale di affossarsi nel terreno. Questa è la fisionomia, diciamo, la morfologia caratteristica di questo animale. Al massimo può andare dai 30 ai 40 mm di lunghezza. La vongola nostrana, la Ruditapes decussatus, si riconosce dalla vongola filippina, che sarebbe la Ruditapes filippinarum, perché ha una forma leggermente allungata. La vongola, come tutti i bivalvi filtratori, è appunto un filtratore. Si nutre delle microalghe che sono presenti nell'acqua. Tecnicamente si dice microalghe o fitoplancton, cioè il plancton vegetale. Sono degli organismi unicellulari vegetali. L'animale praticamente fa entrare l'acqua attraverso un sifone, l'acqua viene filtrata da un sistema di branchie e di ciglia associate alle branchie. Queste sono in grado di separare le microalghe da tutto l'altro particellato, il sedimento, gli altri organismi che non vengono utilizzati, e tutti questi organismi, tutti questi componenti che non sono il fitoplancton vengono deviati in un canale esterno a formare, diciamo, delle feci. Si chiamano pseudofeci perché in realtà non passano per l'intestino. Quindi in sostanza si nutre delle microalghe che sono presenti nell'acqua. I predatori naturali della vongola sono molteplici e soprattutto si differenziano a seconda della taglia. Ovviamente quando la vongola è molto piccola, qualsiasi specie ittica che vive in laguna può mangiarlo. I principali sono i granchi, i murici, le varie sogliole, poi ranzini, orate, tutto quello che passa sopra la laguna. E all'aumentare ovviamente della taglia della vongola diminuiscono i predatori. Stiamo parlando della vongola verace filippina. Questa vive in ambiente lagunare. È un animale estremamente rustico, estremamente elastico, nel senso che sopporta situazioni a volte estreme, quindi è in grado di vivere in ambiente sabbioso, in ambiente fangoso, sopporta le variazioni di salinità tipiche della laguna. Teniamo presente che in mare la salinità è di circa, si dice 35 per 1000, vuol dire che in un litro d'acqua ci sono 35 grammi di sale, e in laguna può essere tranquillamente la metà, cioè con le piogge, con i fiumi eccetera viene diluito, e l'animale le sopporta. Inoltre sopporta le variazioni di temperatura, che in laguna dall'estate all'inverno ci sono delle variazioni molto più ampie rispetto al mare, quindi il suo ambiente è quello lagunare con tutte le variazioni che seguono. Si pesca principalmente su fondali medio-bassi e in zone classificate B, dove viene fatto un controllo periodico dall'ASL e norme igienico-sanitarie sono rispettate, e perciò si possono pescare i molluschi bivalvi, ma soprattutto nelle concessioni che vengono date da San Servo, dove riusciamo a fare allevamento, mentre la libera raccolta, cioè la pesca al di fuori degli allevamenti, si riduce a poco che niente in questo momento. Non si può pescare in aree classificate zona C, dove i metalli pesanti o i colli fecali sono troppo elevati e rendono il prodotto non commestibile. Il prodotto fresco innanzitutto deve essere chiuso. Se tu vai ad acquistare una vongola che è magari aperta, provi a chiuderla, si riapre, quella è morta. Questo dipende molto dalla temperatura, perché per esempio in una temperatura come quella del frigorifero, che va dai 4 ai 6 gradi normalmente, può resistere un 4-5 giorni normalmente, mentre se la lasciamo fuori a una temperatura di 20 gradi, una temperatura estiva, in un giorno probabilmente l'animale già muore. Per pescarla ci sono vari metodi, da quelli ad uso sportivo, cioè dalla classica raccolta a mano alle rasche manuali,
a quelli più professionali, che sono il rastrello vibrante oppure la rasca meccanica che viene collegata a un fuoribordo che con il vortice d'elica scava e lancia dentro le vongole dentro il sacco, alla rasca idraulica ad acqua. Praticamente c'è una pompa che aspira l'acqua, la spara attraverso gli ugelli e gli ugelli scavano il terreno e la rasca viene trainata dalla barca. Si diventa vongolare nel settore di Chioggia, c'è la pesca e l'agricoltura, in più dopo è una passione, ti deve piacere. Devi essere convinto di fare il pescatore, ti deve piacere tanto, diciamo, il mestiere, perché il mestiere del pescatore è un po' particolare, si lavora al freddo, l'acqua ghiacciata, d'inverno, poi l'estate è troppo caldo, quindi o ti piace, l'hai nel sangue. Sì, perché è duro come lavoro. Come lavoro è duro, se non hai passione dell'acqua, ti piace l'acqua, non starla neanche a fare, perché l'ambiente climatico, il maltempo, la pioggia, il freddo d'inverno, il caldo d'estate, se non sei abituato, non ti piace del sangue, non fai niente. L'ora di pesca può essere alle 4 della mattina, puoi ritornare alle 5 del pomeriggio, puoi mangiare un panino in tutta la giornata, come puoi andare alle 8 della mattina e finire alle 6 della sera, secondo il lavoro che c'è, se è da fare manutenzione, pulizia, pesca, questi sono i nostri orari. Allora, l'orario, noi abbiamo l'obbligo di pesca dall'alba a tramonto, quindi ti alzi all'alba, cominci a preparare la barca, vai in allevamento. Se hai l'acqua che ti permette di pescare, peschi, altrimenti cominci a fare un po' di pulizia. Se hai la semina nelle puscette o nelle lanterne o sul recinto, cominci a pulire quelle cose là. Poi quando l'acqua comincia a alzarsi, a crescere e trovi l'acqua idonea per lavorare, cominci ad andare a raccolto e così fino a sera. Poi una volta che ce l'hai in barca le cominci a smistare, quella grossa, quella rotta, quella morta, e quella piccola poi la deve rimettere da nuovo nell'allevamento, mentre quella grossa la pronti a un centro di stabulazione dove viene depurata e rimessa nel mercato. Diciamo, il giorno di pesca per andare in allevamento cominci alle prime luci del giorno, verso le 6, 6 e mezza della mattina, secondo la stagione. Adesso diciamo anche alle 6, perché alle 5 e mezza già chiaro giorno, e poi sali sul barchino, aspetti i dipendenti, i marinai, sali nel barchino, vai all'interno dell'allevamento e cominci a pulire. Se hai della semina sulle posce, cominci a pulire quella, se hai i recinti, cominci a pulire i recinti, poi quando capisci che l'acqua è abbastanza giusta per pescare, cominci a pescare, o col barchino o in acqua con la rasca, secondo diciamo il tipo di terreno che hai, e cominci a lavorare. Poi praticamente li vagli le vongole, se viene fuori un po' di prodotto di taglia inferiore a quello del mercato, che noi vendiamo il prodotto da 30, 32, 35 mm, e lo rimetti ancora dentro l'allevamento. Poi diciamo fatto le 6-7 ceste, 8 ceste, vai al centro di depurazione, le sbarchi, metti diciamo che è stata pescata in zona B e poi va alla depurazione. E quello diciamo ci sono i documenti, il DDT e il DDR, documenti di registrazione e la bolla. Quindi poi a livello diciamo del centro di depurazione, di stabulazione, e diciamo quella è la giornata che abbiamo finito noi. Poi andiamo a ligare la barca e abbiamo finito. La vongola verace filippina è obbligatorio stabularla perché proviene da acque lagunari. Le acque lagunari sono di tipo B, sono classificate di tipo B. La classificazione delle acque è divisa in A, B, C. A è l'acqua del mare, infatti i prodotti che vengono dal mare non necessariamente devono essere stabulati, come il lupino, come la cozza prodotta in mare, eccetera. Se invece, come la vongola verace, è prodotto in laguna, quindi acque di tipo B, è obbligatorio passare per un centro di depurazione o stabulazione. E nel passato, visto che la semina ne dava tanto in natura, non eri tanto accorto alla moria, perciò buttavi in acqua tranquilla. Adesso che c'è una minore diciamo semenza e la fai tutta a mano e stai più attento.
E diciamo che dal 94, 95, 98 Venezia era la prima in Europa come semina, le aree erano il migliore d'Europa. Dopodiché, da degli interventi che sono stati effettuati nella laguna di Venezia, tra scavi, per immosi e altre cose, è cambiato il ciclo dinamico dell'acqua e andando a influire sulla semina e creando un danno grande, enorme, da un 100% a un 10%. La semina viene tutta fatta a mano, anche perché è un prodotto molto delicato, molto sensibile e leggero, e ci sono tanti numeri, praticamente viene fatto tutto a mano, sia la semina anche per il discorso della contabilità, quanti pezzi su un chilo, quanti ne devi mettere all'interno di un ettaro. Ci sono due filosofie di pensiero, c'è chi semina verso settembre-ottobre e cerca di affrontare tutto il primo periodo d'inverno con pochi predatori in acqua, chi invece cerca di sfruttare il massimo della crescita, perciò semina a marzo-aprile, e aprile, maggio, giugno sono le condizioni ottimali per favorire la crescita della vongola. Dipende dalla taglia della semina, dalla taglia alla quale viene seminato, perché dall'inizio, da quando si forma la larva il ciclo completo è di circa 2 anni e mezzo. Noi praticamente 1 anno e mezzo, perché ragioniamo sempre in termini di semina già che ha un anno o diversi mesi di vita, quindi possiamo dire da 1 anno e mezzo a 2 anni e mezzo il ciclo di vita di questo animale. Si muove non nel senso che va a farsi le passeggiate, perché non ha strutture per deambulare. Utilizza il piede, che è questa struttura muscolare, per spostarsi in circa 10 cm di sedimento, quindi a filo sedimento, dalla superficie del sedimento fino a 10 cm, 15 cm sotto, quindi solamente questo movimento sopra-sotto, ma non movimento orizzontale come organismi dotati di strutture per ambulare. Differenza essenziale tra i molluschi e i crostacei è appunto che mentre i crostacei, quindi gamberi, aragoste, granchi, crescono, il corpo cresce, a un certo punto il cosiddetto carapace, la struttura esterna deve essere cambiata, perché altrimenti l'animale non ci sta più dentro. Nei molluschi bivalvi invece la crescita, non c'è il cambio della conchiglia, la conchiglia continua a crescere. Infatti ad un'attenta osservazione si vede anche che la conchiglia ha delle stratificazioni, esattamente come il tronco dell'albero, che ci possono anche indicare quanti anni ha la conchiglia. La taglia minima a livello italiano, il prodotto sarebbe commerciabile dai 25 mm in su, vuol dire che fino a 24 mm si parla di semina, dai 25 mm in teoria il prodotto sarebbe commerciabile, però nel caso nostro di produttori e anche i commercianti non comprerebbero mai una vongola da 25 mm e noi come produttori ne perderemo nel peso, perciò cerchiamo sempre di portarla oltre i 30-35 mm, in modo da fare almeno 100 pezzi per chilo.